un'autocisterna che stava caricando, nuova tragedia sul lavoro in Veneto, muore un 46enne autotrasportatore, padre di 3 figli, il dramma a Pressana nel Veronese. Ancora una valanga sulle Dolomiti bellunesi, 35enne scialpinista travolto dalla slavina sul Cristallo a Cortina d'Ampezzo, salve 8 persone che erano con lui, l'uomo è estratto dalla neve dal soccorso alpino ricoverato in rianimazione a Trento. Percepiva 2.000 euro al mese di pensione di invalidità per cecità, ma è stato sorpreso alla guida di un'auto, denunciato un residente del Piovese, sequestrati 200.000 euro. Scontro politico sempre più forte sull'autonomia dopo l'ok del Consiglio dei Ministri al DDL Calderoli. Il ministro a Vicenza diranno anche che l'autonomia fa perdere i capelli e conferma la nascita di un super comitato di 50 tecnici ed esperti giuridici ed economici. Proprio il costituzionalista padovano Bertolissi, che fece parte della delegazione trattante del Veneto, potrebbe far parte di questo super comitato. La decisione del CDM è un primo passo, dice. Da ieri per la sua delega al trattamento dei detenuti il sottosegretario padovano Andrea Ostellari è sotto scorta per le polemiche sul caso Cospito. Oggi era a Padova, nessun passo indietro sul 41 bis. Parla il preside della scuola media di Mira, aggredito a pugni da un professore davanti agli alunni. La mia preoccupazione è per ciò a cui hanno assistito i ragazzi. Il Carnevale di Venezia 2023 domani al via già al mattino con spettacoli diffusi in attesa della grande parata sul Canal Grande dalle 20. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con l'ennesima tragedia sul lavoro. È accaduta oggi nel Veronese, un autotrasportatore è caduto in una cisterna e ha perso la vita. È caduto all'interno della cisterna del suo camion mentre stava caricando cereali, una tragedia che si è consumata in un istante. La vittima è un autotrasportatore, Martino Vallarsa, 46 anni, lascia moglie e 3 figli. L'uomo viveva nelle vicinanze a Zimella ed era noto come volontario della Proloco a Veronella, un altro paese a poca distanza. La tua grande generosità e amicizia unita alla tua timidezza non ci abbandoneranno mai, è il messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook dell'associazione. Il drammatico infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 10 nell'azienda Berti Group a Pressana, in provincia di Verona, azienda che si occupa di commercio, lavorazione, raccolta e stoccaggio di cereali e granaglie. Immediatamente è stato dato l'allarme, sul posto il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, supportato da 2 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Verona e Legnago. I soccorritori hanno recuperato l'uomo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Il 46enne è morto per i gravi traumi riportati nella caduta. Al lavoro anche i carabinieri e il personale Spisal che stanno indagando per chiarire la dinamica di questa tragedia. E sono gravi le condizioni di uno sci alpinista francese di 35 anni coinvolto da una valanga mentre con una comitiva di connazionali stava scendendo dal versante nord del Cristallo a circa 2000 metri di quota verso Carbonin. Un altro compagno di escursione ha perso gli sci ed è riuscito a rimanere fuori dalla massa di neve mentre il 35enne è stato trascinato per oltre 500 metri. La valanga si è staccata intorno alle 15 e l'allerta al 118 del suono di Pieve di Cadore è scattata 10 minuti più tardi. I soccorritori hanno raggiunto lo sci alpinista estratto dalla neve dai compagni e loro subentrati dalle manovre di rianimazione. Il 35enne è stato recuperato e elitrasportato all'ospedale di Trento per l'attivazione della circolazione extracorporea necessaria per il riscaldamento. Incolumi gli altri componenti della comitiva che per timore di altri distacchi sono stati imbarcati dall'elicottero dell'Air Service Center e portati a valle. In zona hanno operato oltre all'equipe del SUEM e dell'ULS Dolomiti gli uomini del soccorso alpino di Cortina con la Guardia di Finanza e 2 unità cinofile. I soccorsi dall'alto sono stati resi difficili dal forte vento segnalato con allerta anche nel bollettino ARPAV Neve Valanghe che evidenzia, lo avete visto poco fa, un grado di rischio slavine pari a 3 su una scala di 4. Anche per questo l'ULS Dolomiti in una nota raccomanda la massima prudenza e responsabilità per non mettere a repentaglio se stessi e i soccorritori. Percepiva la pensione di invalidità per cecità ma è stato sorpreso alla guida di un'auto. Denunciato un uomo residente nel Piovese, sequestrati 200.000 euro.
Guidava la macchina anche se allo stato risultava essere non vedente e per questo percepiva una pensione di invalidità civile per cecità assoluta e di irreversibilità per inabilità. L'uomo, residente nel Piovese per 10 anni, aveva regolarmente percepito il contributo, circa 2.000 euro al mese. Si dichiarava cieco alla Commissione Provinciale Sanitaria di Padova, ma guidava l'auto tanto da aver richiesto e ottenuto il rinnovo della patente di guida. Da qui sono partite le indagini della Guardia di Finanza di Piove di Sacco, che hanno portato alla scoperta della truffa e al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 2.000 euro. Per mesi i finanzieri hanno pedinato l'uomo quotidianamente, sentendo anche numerosi testimoni. L'indagato è stato sorpreso alla guida dell'autovettura intestata al proprio figlio ed è stato anche visto deambulare nei pressi e all'interno dell'ospedale senza alcun tipo di ausilio. Non si avvaleva nemmeno di assistenza. Alla fine è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Oltre a questo è stato disposto il sequestro di 200.000 euro circa, il denaro percepito negli anni come pensione di invalidità. E siamo all'autonomia perché si accende sempre più il dibattito politico dopo l'ok in Consiglio dei Ministri ieri al DDL Calderoli. Il ministro Calderoli, che proprio in questi minuti si trova in fiera a Vicenza e lo ha raggiunto al microfono la nostra Luisa Bertini, che vedo in collegamento insieme ad Andrea Benetti. Buonasera Luisa. Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Sono qui alla Fiera del Rallye a Vicenza, dove appunto è arrivato il ministro Roberto Calderoli all'indomani del voto in Consiglio dei Ministri sul disegno di legge. Ovviamente oggi grande protagonista della giornata è stato il tema dell'autonomia, ancora di più sentito qui a Vicenza, nel Vicentino, dove ricordo che nel 2017 per il referendum venne segnato un po' un record di affluenza alle urne e di voti favorevoli proprio sull'autonomia. Giornata di polemiche che hanno animato il dibattito politico, e sentiamo insieme che cosa ha risposto il ministro. Istruzione e sanità e le materie che possono essere oggetto di evoluzioni non sono state definite da questo progetto di legge, ma sono il contenuto della Costituzione riformata dalla sinistra nel 2001, quindi noi prendiamo quello che è il contenuto della Costituzione. E chi dice che l'Italia viene spezzata a metà? 2 mesi che continuo a chiedere dove sia l'articolo, il comma o dove c'è scritto qualcosa del genere. Oggi ho letto anche Maiorino che dice che toglieremo soldi al comune, ma probabilmente l'autonomia farà perdere i capelli, rende impotenti, non lo so dove trovano queste cose, ma ne sparano di tutti i colori. Quali sono i prossimi step, Ministro? Quando verrà riunita la cabina di regia? Avete già un calendario? Guardi, ho proprio predisposto oggi le lettere riferite a tutti i ministeri, a UPI, ANCI e i vari soggetti che vi parteciperanno. Quindi io credo che proprio a brevissimo, oggi stiamo facendo una cernita, una raccolta di quelle che sono tutte le funzioni legislative e amministrative svolte dallo Stato e svolte dalla Regione. Dopodiché la cabina di regia inizierà a lavorarle. Ci sarà anche un comitato di figure, di tecnici, di esperti, professionisti di alto livello. Ha già individuato delle figure? Si è fatto un'idea di quanti dovranno essere, come dovrà composto e come dovrà operare? Le persone sono state già individuate, ho già ricevuto la loro disponibilità, siamo oltre i 50 e veramente abbiamo il top del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e dei professori di economia. Ci può dire qualche nome, magari di qualche veneto, no. Magari di qualche veneto che ha già collaborato anche con il presidente Zaia, che aveva costruito una squadra di altissimo profilo per l'autonomia? Me ne viene in mente uno che ho proprio sentito stamattina, non giovanissimo. Parole che delineano un profilo che potrebbe corrispondere a quello del costituzionalista padovano, il professor Bertolissi, che fece proprio parte della delegazione trattante del Veneto. La decisione del Consiglio dei Ministri è un primo passo, dice il professor Bertolissi, il nostro lavoro non è andato sprecato. Anche se siamo al punto di partenza, ma è ormai scoccato il colpo di pistola che ha dato il via alla corsa,
Prima di allora eravamo veramente ai posti di blocco. Non nasconde la soddisfazione il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL sull'autonomia differenziata. Un percorso che, nonostante il tema sia presente da anni nel dibattito politico, è ora ad un nuovo inizio. Il lavoro fatto negli anni, però, non è sprecato. Prima, fino adesso, c'era una serie spari e dopo si tornava ai posti di blocco perché c'era falsa partenza. Adesso, posso dirlo come testimone, è una vera partenza. Adesso si tratta di far tesoro di tutto quello che è stato fatto finora, ivi compresa l'esperienza fatta in un negoziato nella prima fase con gli apparati centrali, che paradossalmente, sotto molti profili, facilitano, perché se lei si trova di fronte presso i ministeri persone concrete, e ci sono ingegneri, esperti di economia, medici, ci metta tutto quello che vuole, lei vede che lì la macchina comincia ad andare avanti. La cultura giuridica veneta nello Stato centrale non è mai stata riconosciuta. Le vicende della Repubblica di Venezia, con la sua grandezza istituzionale, non è mai stata studiata, mentre l'hanno studiata i costituenti di Filadelfia, e cioè gli americani. Il professor Bertolissi, già membro della delegazione trattante per l'autonomia differenziata della Regione Veneto, non ha dubbi sulla tenuta della coesione nazionale. Penso che sia una grande occasione, l'ho sempre scritto tra l'altro e detto, per il Paese. Se a Roma adesso, per caso, troviamo interlocutori di questo genere, è la volta che si riesce a combinare qualche cosa nell'interesse del Veneto, ma questo è il meno, è il risultato minimale, il minimo sindacale si potrebbe dire. Oserei anche aggiungere che in fondo è irrilevante che ci sia un vantaggio per il Veneto. Che significa? È l'unione che fa la forza. Dura invece la presa di posizione contro il DDL Calderoli del Partito Democratico. Non porterà nulla, chiediamo di riprendere in mano la pratica, dicono i Dem, critico anche il Movimento 5 Stelle. Non è una giornata storica, perché è un disegno di legge che deve ancora essere presentato alle regioni, che poi dovrà andare in Parlamento, che dunque dovrà essere portato in commissioni. All'interno delle commissioni verranno chiamati chissà quanti mondi, no? Bisogna trovare un equilibrio, bisogna portare poi di nuovo tutte le decisioni in aula e dopo il voto di aula nel primo passaggio, nel secondo aula del Parlamento e via dicendo. Ecco, io temo che quello che è stato sbandierato ieri come una giornata storica non concluderà nulla di buono, perché nel momento in cui utilizzi un tema così importante per dire che devi portare a casa 23 materie invece di concentrarti nelle 5-6 che davvero servono i veneti, rischi di fare un buco sull'acqua. Per il Partito Democratico l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL Calderoli sull'autonomia non segna un passo in avanti, anzi per i Dem rischia di affossare quanto fatto dai precedenti governi. Per Giovanni Zorzi questa bozza rappresenta una minaccia che rischia di spaccare il Paese, ma non ci convince, continua il segretario per la provincia di Treviso, nemmeno dal punto di vista pratico e procedurale. Il percorso dal punto di vista procedurale, dal punto di vista regolamentare è talmente contorto che è fatto apposta perché questo non abbia nessun esito, e quindi è chiaramente per noi irricevibile. Noi chiediamo e chiederemo che vengano escluse alcune materie, tra cui la scuola, oltre al residuo fiscale. Quindi impostare un percorso che sia un percorso ragionevole, coerente con quello che sono i principi costituzionali. Sembra che sia stato fatto apposta esclusivamente come bandiera da sventolare per le elezioni regionali. Lettura simile per la pentastellata Erika Baldin, che non nasconde le sue perplessità dopo il passaggio di ieri. Io credo che se ne stia parlando ora e questa bozza arrivi oggi, anzi ieri, in Consiglio dei Ministri per una questione di campagna elettorale prossima che riguarda anche la Regione Lombardia, e penso non assisteremo a null'altro di più. Questa bozza è stata modificata, rivista svariate volte, siamo alla 4ª riscrittura e ancora si annunciano modifiche, quindi da qui in avanti la strada da fare è tantissima e non senza ostacoli. Sicuramente diversa la posizione del centrodestra, che difende il disegno di legge, va all'attacco delle opposizioni, e il presidente Zaia cita la Costituzione. Se c'è una parte di Costituzione
che parla dell'autonomia differenziata è proprio in virtù di una modifica della Costituzione che ha fatto il PD nel 2001. Perché questo è l'assurdo. Cioè noi stiamo applicando una Costituzione che è stata modificata dal PD, che è lo stesso PD che oggi si lamenta. Lei capisce che qualcosa non torna. Ricorda la genesi della riforma del titolo quinto della Costituzione Luca Zaia, ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus. Lo fa perché la battaglia politica sul testo presentato in Consiglio dei Ministri ora è totale, con i governatori del PD che lo bocciano senza appello, compreso Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che fino a poco tempo fa sembrava invece uno dei migliori alleati proprio di Zaia nella battaglia autonomista. Da un lato le primarie Dem, dall'altro le imminenti elezioni in Lombardia hanno balcanizzato le posizioni, ma essere spaccata non è solo la politica dei partiti, pure i territori, nord contro sud e viceversa. Come dice il presidente Zaia, è paradossale che siano i sindaci del sud a lamentarsi dell'autonomia quando oggi in realtà si stanno lamentando di un sistema che secondo loro non dà risposte. Evidentemente questo sistema, che non è caratterizzato dall'autonomia, così non funziona. Autonomia significa maggiori responsabilità e maggiore attenzione negli investimenti e nella gestione del denaro pubblico. Resta il fatto che quella che si è aperta a Roma sarà una lunga maratona. È lo stesso articolo 3 del disegno di legge, al primo comma, a dire che ora serve individuare i LEP, ovvero i livelli essenziali di prestazione con i relativi costi e fabbisogni standard. Questo significa contabilizzare tutte le voci di spesa per ogni singola competenza, un'operazione faraonica mai fatta nel Paese. Soltanto dopo si potranno siglare le intese Stato-Regioni e qui ciascuna potrà decidere quante materie chiedere fino alle 23 consentite dalla Costituzione, non solo. Una volta che la Regione ha deliberato quale materie vuole, si fa un accordo d'intesa, quella intesa passa alla conferenza Stato-Regioni, va in aula una prima volta, torna con eventuali cambiamenti sia in Regione che al Governo. Cioè c'è un iter che è complesso, ma a garanzia che tutto venga svolto nell'assoluta trasparenza. È tutta demagogia quella della nazione spaccata. Voltiamo pagina e torniamo alla cronaca. Parla il preside della scuola media di Mira, aggredito a pugni da un professore davanti agli alunni. La mia preoccupazione, dice, è per quello che hanno visto i ragazzi. 4 pugni in pieno volto, più altri schivati. Li ha tirati un docente della media Leopardi di Mira al suo preside e dirigente dell'istituto comprensivo, Paolo Parolini. Lunedì scorso i due avrebbero dovuto incontrare insieme, in tarda mattinata, i genitori di alcuni alunni. Il preside, incrociato il professore in corridoio, gli avrebbe ricordato l'appuntamento. Da qui sarebbe partita la violenta reazione del sottoposto, avvenuta sotto gli occhi di molti ragazzi. La spiegazione dovrà avvenire evidentemente con l'ausilio anche di un professionista, cioè di uno psicologo, quindi ho già chiesto allo psicologo della scuola se potrà fare dei passaggi nelle classi. Io mi sono solo fatto vedere nelle classi per assicurare i ragazzi che non mi ero fatto granché male, che stavo bene, perché giravano voci che il preside si era fatto molto male, aveva subito una frattura, niente di tutto ciò. Quindi mi sono fatto prima di tutto vedere da loro. Parolini ha presentato denuncia ai carabinieri. Secondo indiscrezioni raccolte tra genitori della Leopardi, il prof aggressore sarebbe stato da tempo in piena crisi nel rapporto con gli studenti in classe e nella gestione delle lezioni. Una situazione limite, ci hanno detto, che la scuola non avrebbe gestito in tempo, fino al culmine dei pugni davanti agli adolescenti. C'è una sospensione cautelare in attesa di definizione di un procedimento disciplinare. Questa l'ha disposta lei? Questa l'ho disposta io e va convalidata dall'ufficio dei procedimenti disciplinari, che è in capo all'ufficio scolastico regionale. Parolini, 35 anni, dirige un istituto comprensivo composto da 3 scuole dell'infanzia, 3 primarie e 2 secondarie. È tra i più giovani dirigenti scolastici d'Italia. È passato classe per classe, insomma, a rassicurare i ragazzi. Come li ha visti? Li ho visti come sempre, però sono preoccupato per quello che si portano dentro, non quello che manifestano all'esterno, perché sono le ferite interiori, come ho detto in altre situazioni, quelle più gravi e difficili da curare. E per questo ci vorrà, insomma, un passaggio anche da una persona anche più preparata di me, quindi uno psicologo scolastico.
Nel pomeriggio sono stati salvati 2 profughi provenienti dai Balcani trovati nascosti nel vagone di un treno merci a Portogruaro. Verso le 14:30 2 migranti sono stati recuperati e messi in salvo dai vigili del fuoco a Summaga di Portogruaro. Erano stremati e senza forze dopo aver viaggiato per 35 ore nel vagone di un treno merci che trasportava cereali. Il convoglio, proveniente con tutta probabilità dalla Serbia, era in sosta poco prima di arrivare all'azienda Serial Docks, dove sembra fosse diretto, quando il macchinista ha udito delle richieste di aiuto giungere all'interno di un vagone. A quel punto ha allertato i soccorsi. Secondo le prime informazioni, i 2 avrebbero tra i 30 e i 40 anni e sarebbero originari dell'Asia centrale. Sul posto anche le pattuglie della polizia ferroviaria e il personale del 118. I 2 sono stati messi sotto ossigeno per scongiurare il rischio di conseguenze dovute alle esalazioni di monossido di carbonio dalla fermentazione dei cereali. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di controllo anche negli altri vagoni, una ventina in tutto, per verificare l'eventuale presenza di altre persone. Da ieri, per la sua delega al trattamento dei detenuti, il sottosegretario padovano Andrea Ostellari è sotto scorta per le polemiche sul caso Cospito. Ecco come ha commentato questa decisione. Preferisco non parlare, io sono abituato a lavorare guardando il sodo delle questioni, non mi piacciono le polemiche, io credo che invece noi dobbiamo concentrarci su quella che è la reale dimensione del tema. C'è uno Stato che deve agire e reagire anche di fronte a condotte violenti. È ufficialmente sotto scorta. Il primo commento a questa notizia il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari lo fa dalla sua città, Padova, dove ha visitato il carcere Due Palazzi. Proprio la sua delega al trattamento dei detenuti ha fatto propendere per affidare la scorta al politico del Carroccio in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo Cospito contro il carcere duro e l'ergastolo stativo. Io credo che invece noi dobbiamo parlare semmai, di chi è Cospito, di cosa ha fatto, del perché si trova in quella condizione e quindi stabilire se è ancora utile 41 bis, cosa che io ritengo assolutamente indispensabile, e se dobbiamo combattere la violenza e come. Io penso che la violenza debba essere combattuta con fermezza. Anche a Padova, come in tante altre città italiane, sono apparse scritte a sostegno di Cospito e contro il 41 bis. Le ultime solo la scorsa settimana in via Zabarella, vicino alla targa che ricorda l'uccisione di Mazzola e Giralucci da parte delle BR. Da un paio di giorni a Ostellari è stata assegnata dunque l'auto blindata. Cambiamo completamente argomento, andiamo a Venezia dove entra nel vivo il Carnevale. Già da domani mattina spettacoli diffusi nella città metropolitana in attesa della grande parata sull'acqua a partire dalle 20. Il Carnevale di Venezia per la prima volta arriva anche sul metaverso. Con il Carnival Street Show si apre ufficialmente da domani mattina nei campi di Venezia l'edizione 2023 del Carnevale The Original Sign con la direzione artistica di Massimo Checchetto. Ci saranno spettacoli diffusi in giro per la città storica e nel pomeriggio anche a Mestre. Nel pomeriggio a Venezia, in Campo Santo Stefano, il ritorno della Combandia dell'Arte con la compagnia Pantakin. In serata alle 20 il momento clou, l'opening parade alla ricerca del sogno originale. Dal segno al sogno, infatti, il passo è breve. Così un teatro galleggiante sull'acqua attraverserà il Canal Grande dalle stazioni di Santa Lucia fino al bacino di San Marco, con in testa la Maria 2022 Alice Bars. Ma il Carnevale di Venezia per la prima volta approderà anche su un altro mondo digitale, il metaverso. Ecco come. Mettiamo a disposizione sono 6 filtri Instagram in cui tutti gli utenti Instagram nel mondo potranno utilizzarli per creare la propria immagine e festeggiare, diciamo, tutti insieme il Carnevale. L'altra cosa invece riguarda il metaverso. Per tutte le nuove generazioni, ma anche i millennials semplicemente che utilizzano le piattaforme del metaverso, abbiamo messo a disposizione una serie di skin, tecnicamente si chiamano così, quindi vestiti e maschere che possono acquistare su Venezia Unica o in una piattaforma specifica che è Roblox e utilizzarle poi nel proprio mondo digitale. Il sindaco Brugnaro sottolinea l'importanza di rivolgersi ai bambini.
I bambini sono continuamente su Minecraft o sui vari giochi importanti che ci sono e allora possono trovarsi il loro avatar, vestire il proprio avatar per giocare e giocano con la maschera del carnevale. L'idea ovviamente è intercettare queste grandi strutture informatiche per poi poter dialogare, per raccontare la città e per raccontare una realtà anche fatta di sogni, di cultura, eccetera, a questi bambini che iniziano giocando ore e ore, ma che possono diventare fenomeni culturali giganteschi. Adesso dobbiamo esplorare il futuro e il futuro è già davanti a noi. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Prosegue senza sosta il dominio dell'anticiclone delle Azzorre, sarà una giornata asciutta. Il dettaglio di sabato 4 febbraio. Sul Veneto cielo a tratti coperto al mattino con qualche nebbia in pianura, ma in dissolvimento con il passare delle ore, con più sole un po' dappertutto. Precipitazioni assenti. Temperature con andamento irregolare, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso con foschie e nebbie di notte e prima mattina, specie in pianura e sulle zone costiere. In quota soffieranno venti forti da nord-ovest, sulla costa bora moderata. Temperature minime intorno a -1-4 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, ce lo mostra la grafica, con residue nevicate di mattina sui settori più settentrionali. Temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.